Parigi, a te la linea. Oggi all'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuto il presidente cinese. Allora noi andiamo a Pechino dalla nostra corrispondente Giovanna Botteri. Ha parlato Xi Jinping in questa 73esima assemblea dell'OMS, assemblea in videoconferenza. Il presidente ha parlato da Pechino ed ha risposto alle accuse, per la prima volta alle accuse della Casa Bianca contro la Cina. La Cina è sempre stata trasparente, ha sempre detto tutto, ha ribadito Xi pronto a fare un'inchiesta sull'origine di Covid-19, ma non adesso, bisogna aspettare che la pandemia sia finita. Una posizione in parte condivisa anche dalla dirigenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui la Cina regala 2 miliardi di dollari per la ricerca e promette, a proposito di vaccini, di rendere disponibile a tutto il mondo il vaccino cinese appena sarà trovato. In questo momento a Wuhan è in corso un test di massa per capire se c'è ancora il virus in città, come circola e soprattutto perché ci sia una percentuale così bassa di immunità fra la popolazione. L'Europa a questo OMS è arrivata con una proposta sottoscritta dalla grande maggioranza: bisogna fare un'inchiesta, bisogna farla subito sull'origine di Covid-19. A te la linea. Torniamo in Italia. Oggi la